Pensate che di tutta la carne bianca prodotta in Italia, quasi 1 chilo su 2 viene prodotto in Veneto e di questo una grandissima parte viene prodotta a Verona, perché qui c'è la concentrazione più alta d'Italia di allevamenti di avicoli, quindi polli, tacchini, faraone e simili. È un settore che sta soffrendo per via dell'influenza aviaria che ha portato agli abbattimenti e al fermo di molti allevamenti. Dal 2022 non vengono riconosciuti i danni patiti dagli allevatori per via delle misure sanitarie che servono appunto a bloccare la diffusione dell'influenza, una cosa giusta, ma non può gravare solo sulle imprese. Per questo, come Consiglio regionale, ho depositato una mozione che sollecita il governo, in particolare il Ministero dell'Agricoltura e la Commissione europea, a sbloccare il pagamento dei danni per i nostri allevatori. Pensate, un comparto che da 4 anni praticamente è fermo e non riceve nessun tipo di aiuto, eppure è un fiore all'occhiello del settore primario di Verona e del Veneto, dove abbiamo entrambi i primati su scala nazionale. Quindi è importante che il governo intervenga, aiuti queste persone e salvi un'intera filiera.